Qui Parlamento. Oggi è in collegamento con noi di Radio Libertà il senatore Marco Dreosto. Senatore, grazie per essere con noi di Radio Libertà, è davvero un onore averla come ospite. Grazie a voi e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie onorevole. Allora oggi con lei ci occupiamo di questo decreto economia su cui ieri il governo ha tenuto la fiducia in aula alla Camera, oggi approvato alla Camera ed è legge. E allora, senatore, lei in Senato aveva tenuto proprio un intervento su questo provvedimento. Ecco, perché fornisce risposte concrete all'Italia che lavora e che si impegna per migliorare il Paese? Ma questo è un decreto legge estremamente importante. Noi diciamo che ci siamo fortemente battuti per inserire proprio in questo documento, che riteniamo sia strategico perché viene approvato non appena sono passati i 2 anni e mezzo, quindi 3 anni di mandato di questo governo, e quindi sia di nuovo un rilancio di alcune delle iniziative che in particolare la Lega aveva nel suo programma elettorale e sono soprattutto al servizio delle nostre comunità, quindi dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e dei giovani. Quindi un momento importante perché l'approvazione, come ha detto giustamente lei, di questa mattina definitiva alla Camera fa entrare in vigore alcune norme che non sono solamente fondamentali ma strategiche proprio per un futuro di benessere per il nostro Paese, di benessere e prosperità. E infatti, onorevole, sono proprio diversi gli ambiti, insomma, in cui interviene il provvedimento, tanto prevede pure semplificazioni normative, ecco, per facilitare nuovi investimenti nelle aree di crisi complessa. In più, stabilisce anche che, per esempio, l'INAIL potrà partecipare alla costituzione di soggetti no profit proprio attivi nella gestione di presidi ospedalieri. Ma infatti penso che il tema in particolare della sanità e quindi della salute pubblica sia un tema che sta a cuore a tutti i cittadini per ovvi motivi. E noi in un contesto comunque non particolarmente semplice, perché la situazione economica e geopolitica internazionale ha determinato di fatto una crisi che poi si riversa anche sull'economia degli stati e in particolare del nostro paese, perché è chiaro che l'Italia è un paese importante. Voglio ricordare che è il terzo contribuente in Europa, è uno degli stati fondatori, è uno stato che è esposto oltre che alla vicinanza ovviamente con la tragica guerra che abbiamo alle porte dell'Europa in Ucraina, anche sul Mediterraneo, che in questo momento vede conflitti tra Israele recenti con l'Iran, ma anche con altre potenze nemiche che evidentemente creano questa grande instabilità che si riversa, dicevo, anche dal punto di vista economico poi sull'economia del nostro paese. Ma detto questo, è chiaro che non possiamo stare fermi, dobbiamo cercare di agire e di strutturare tutte quelle che possono essere iniziative propedeutiche a dare risposte concrete ai cittadini. Guardi, i cittadini oggi chiedono soprattutto stabilità economica, chiedono servizi, ma la salute e quindi tutti i servizi legati alla sanità sono essenziali, sono percepiti anche in maniera molto importante, e quindi in questo senso penso che questo governo, ma anche in particolare il nostro movimento, la Lega, si stia attivando attraverso queste iniziative, che peraltro non sono le sole, perché guardi, noi dicevo che iniziative in questo decreto ce ne sono molte. Voglio ricordarne una, non ultima, ma sicuramente molto importante, che è quella che va a rifinanziare il fondo per i giovani che intendono stabilirsi nel nostro paese, acquistare una casa, quindi l'acquisto della prima casa, quindi giovani fino a 35 anni, che avranno la possibilità, grazie a questo rifinanziamento, di avere ancora risorse che permettono questo tipo di investimento, che sappiamo essere particolarmente complesso. Oggi fare un mutuo non è una cosa semplicissima, bisogna avere il reddito, lo Stato si fa garante proprio per i giovani attraverso questi fondi che vengono messi a disposizione. Ma poi, se vuole, posso elencare altre iniziative che ha seguito in particolare la Lega. Io vorrei ricordare forse una notizia, uno degli emendamenti che abbiamo inserito, che ha voluto tra l'altro in particolare il nostro vice premier, che è quello per il rifinanziamento delle risorse destinate alle TV e alle emittenti
radiofoniche locali, è un subemendamento proprio della Lega che dà un contributo straordinario di 16 milioni e mezzo di euro che, guardate, servono non tanto per finanziare le televisioni e le radio in quanto tali, ma perché queste strutture danno risposte concrete ai cittadini in termini di identità e di informazione territoriale. Quindi per noi è strategico che ogni territorio possa avere anche la piccola televisione, anche la piccola emittente radiofonica che dà informazioni di territorio, mantenendo anche quelli che sono un po' i valori culturali, identitari, storici delle aree più interne del nostro paese. E io ci tengo, guardi, se posso sottolineare poi un mio emendamento che è stato davvero molto molto combattuto, però non ha solamente un significato importante ma ha un valore importantissimo, che è un emendamento per tutelare i volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile che nel nostro paese non avevano tutele rispetto alla legge 81 del 2008, che è quella sulla sicurezza sui posti di lavoro. In pratica potevano essere equiparati in caso di incidenti che purtroppo avvengono anche in casi di soccorsi e di volontariato a datori di lavoro o a dirigenti, andando incontro anche a responsabilità penali. Allora noi riteniamo invece che i volontari, cioè coloro che mettono a disposizione il loro tempo, le loro competenze in forma assolutamente gratuita al servizio della comunità e della collettività, abbiano il diritto di lavorare sereni, di fare questo servizio in serenità e di non incorrere nel rischio di rispondere penalmente per responsabilità che evidentemente non possono avere proprio in quanto volontari. Questo è un emendamento molto importante che secondo noi dà risposte concrete alle migliaia di uomini e donne che nel nostro paese ogni giorno, lo voglio ripetere, si mettono a disposizione gratuitamente delle proprie comunità. Chiaro, chiarissimo, sì, tanti volontari. E poi invece nel provvedimento è confermata anche la proroga fino al 2033 della Società Infrastrutture Milano Cortina, quella proprio prevede la realizzazione di infrastrutture che sono inserite nel piano complessivo delle opere olimpiche. E proprio qualche settimana fa la presenza del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e del Presidente del Veneto Luca Zaia erano state svelate a Palazzo Balbi di Venezia, proprio la sede della Giunta regionale del Veneto, queste medaglie ufficiali dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sì, allora per noi l'evento Milano Cortina 2026 è un evento straordinario perché va sostanzialmente a coinvolgere un territorio che è particolarmente prezioso proprio per le caratteristiche che ha, ma anche la fama nel mondo, perché Cortina insomma la conoscono un po' dappertutto e quindi noi abbiamo la necessità non solo di dotare queste località di strutture tecnologiche adeguate, infrastrutturali adeguate rispetto ai tempi, rispetto alle esigenze, rispetto alla sicurezza, rispetto anche agli sport che verranno praticati, ma anche ovviamente ai vie di comunicazione importanti per raggiungere questi siti e non da ultimo dare continuità anche agli importanti investimenti che sono stati fatti, non solamente fino al termine di quello che è l'evento sportivo che sarà nel 2026, ma dare anche la prospettiva e ciò che non è stato completato perché non indispensabile potesse essere eventualmente completato anche in tempi successivi, proprio perché ci sono a disposizione le risorse già stanziate, ma soprattutto bisogna poter avere quella facilità di intraprendere queste iniziative attraverso le strutture che sono state create appositamente per questo evento. Quindi si è dato seguito a questa iniziativa che è un'iniziativa, voglio dirlo, di efficienza dell'apparato dello Stato attraverso quello che è il Ministero delle Infrastrutture, che ritengo che abbia dimostrato, grazie anche all'impegno, straordinario, ammirevole del Ministro Salvini, che davvero è un lavoratore instancabile ed ogni giorno è presente in prima persona su quelle che sono le situazioni più complicate, ma soprattutto su quelle che devono essere le iniziative di prospettiva. Oggi, sappiamo che è stato approvato il progetto definitivo per il ponte di Messina, sul quale ci sono state tantissime polemiche, però si parla di centinaia di migliaia di posti di lavoro e di grandi opportunità di sviluppo per territori che per anni, per decenni, forse anche di più, hanno subito le conseguenze della proprio lontananza dal continente, e forse ci voleva la Lega, ci voleva Matteo Salvini per mettere al
servizio della comunità queste iniziative che potessero poi rilanciare anche aree che voglio definire depresse dell'Italia. Esattamente, e poi comunque lo stesso decreto economia prevede proprio interventi nel comparto industria, soprattutto misure a supporto di stabilimenti produttivi di interesse strategico nazionale, quindi in particolare per il settore siderurgico, ecco. Ecco, un altro tema importante, guarda, io faccio parte, oltre che della Commissione Bilancio, anche della Commissione Esteri e Difesa, è un tema che sta molto a cuore. Vedete, la guerra che si combatte ai confini dell'Europa è una guerra, dobbiamo dirlo, che è già in atto anche nel nostro paese. Non è una guerra a cannonate o colpi di fucile, ma è una guerra che si combatte sul terreno proprio dell'interferenza, delle ingerenze e soprattutto della tutela e della salvaguardia di quelli che sono gli asset strategici nazionali. Quindi evitare che competitor internazionali, alcune volte ostili, possano mettere le mani su quelli che sono i nostri patrimoni nazionali è fondamentale. Lo Stato lo sta facendo, il governo lo sta facendo, la nostra commissione guarda se ne sta occupando. Noi dobbiamo salvaguardare quelli che sono proprio gli asset strategici, perché ripeto, le guerre non si combattono solamente sul campo, ma sono oggi anche tecnologiche ed economiche, e quindi il nostro paese deve essere pronto ad affrontarle con tutti gli strumenti che questo governo oggi sta mettendo in piedi. E allora grazie ancora onorevole per tutto questo impegno, grazie per questa sua disponibilità e speriamo davvero che tutte queste misure così significative, ecco, per i cittadini, per i territori, possano produrre il prima possibile, ecco, i loro effetti. Grazie a voi per questa breve intervista, io sono sempre a disposizione, chiamatemi pure, l'estate è ancora lunga, ma noi siamo sempre felici di parlare ed essere assieme agli amici di Radio Libertà. Grazie ancora senatore.